Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario il grave incidente avvenuto sull'autostrada A23 a seguito del quale ha perso la vita un agente della Polizia Stradale di Amaro. Il poliziotto infatti stava concludendo i rilevamenti per un incidente avvenuto in precedenza nello stesso tratto quando è stato travolto da una terza vettura che stava sopraggiungendo. Vediamo tutti i dettagli nel primo servizio. È stato travolto da un'auto che sopraggiungeva sull'autostrada A23 mentre stava rimuovendo la segnaletica d'emergenza posta per un incidente da poco avvenuto. Così Maurizio Tuscano, 58 anni, assistente capo coordinatore della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro, originario di Moggio Udinese ma residente a Venzone, è morto questa mattina verso le 6:30. Un tragico schianto con una vettura Suzuki che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Tuscano stava concludendo il servizio di notte quando alle 5 è arrivata la chiamata per un incidente avvenuto nei pressi dell'area di Cormora all'altezza dell'abitato di Colloredo di Montalbano sul tratto di autostrada che porta da Udine Nord a Gemona. L'agente insieme a una propria collega aveva cantierato l'area in cui era avvenuto un impatto tra due macchine, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, una delle quali capottata, in seguito alla quale due persone erano risultate lievemente ferite. Aveva terminato i rilevamenti, si stava prestando a rimuovere la segnaletica d'emergenza quando a un certo punto, per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è stato travolto da una terza vettura che sopraggiungeva da Udine. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e la polizia stradale di Udine e Palmanova. Tuscano, che tra 2 anni sarebbe andato in pensione, lascia la moglie e il figlio. Rabbia e dolore i sentimenti espressi dalla sigla sindacale FSP Polizia. Tanti, troppi morti sul lavoro, denuncia l'organizzazione dei lavoratori in un comunicato che fa notare come la maggior parte di questi morti appartengono proprio alla polizia stradale che continua a versare costantemente un tributo di sangue altissimo alla sicurezza dei cittadini nell'insopportabile silenzio generale. La stradale, commenta Walter Mazzetti, segretario generale della FSP, non è stata interessata finora da alcun investimento serio e soprattutto soffre di una cronica carenza di uomini. E il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha espresso commossa e sentita vicinanza alla famiglia dell'assistente capo coordinatore Maurizio Tuscano, deceduto questa mattina proprio durante l'espletamento del proprio servizio a Udine. La titolare del Viminale è vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le forze della Polizia per l'impegno straordinario e la professionalità messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza dell'intera collettività. Ancora la cronaca, le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere finora, in questi giorni, ben 49 persone, tutte già denunciate alla Procura della Repubblica di Udine, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza o perché condannate o in carcere o sottoposte a misura alternativa alla detenzione oppure perché non avevano comunicato le circostanze che avrebbero ridotto il valore del sostegno percepito. Il totale delle erogazioni irregolari finora scoperte è di quasi 330.000 euro. Sono in corso le procedure di revoca da parte dell'INPS che al momento ha già provveduto a far decadere il beneficio non spettante nei confronti di 41 persone per un importo totale superiore a 270.000 euro. E ora apriamo la pagina dedicata all'emergenza sanitaria. Il commissario Figliuolo ha assegnato nuovi target alle regioni per la campagna vaccinale, 6,3 milioni di dosi dal 13 al 26 dicembre. Per il Friuli Venezia Giulia l'obiettivo è di quasi 127.000 inoculazioni. Contiamo di farcela, dicono dalla regione. Sentiamo il servizio a cura di Alessandro Salvatori. Poco meno di 127.000 dosi di vaccino da somministrare dal 13 al 26 dicembre. Si traducono in questo impegno per il Friuli Venezia Giulia i nuovi target assegnati dal generale Francesco Figliuolo alle regioni. Il commissario all'emergenza Covid ha fissato il numero minimo di inoculazioni giornaliere da raggiungere nel periodo, complessivamente 6,3 milioni di dosi in tutto il paese, da un minimo di 300.000 ad un massimo di 500.000 al giorno. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il target è di 10.075 dosi al giorno dal 13 al 17 dicembre e dal 20 al 24, di 7.050 nel weekend del 18 e del 19 dicembre e di 6.045 quotidiane nei giorni di Natale e Santo Stefano. Un obiettivo raggiungibile? Contiamo di farcela, risponde il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, anche se vediamo che i prioritari ai quali stiamo tenendo il posto non stanno prenotando la vaccinazione.
Il riferimento è a quelle categorie per le quali il 15 dicembre scatterà l'obbligo di immunizzazione. Non stanno prendendo appuntamento, facendo così slittare a gennaio le prenotazioni di quanti sarebbero disposti a vaccinarsi anche subito. Questo perché, spiega Riccardi, abbiamo dosi contingentate. La struttura del commissario Figliuolo ha anche programmato la distribuzione, a partire dal 15 dicembre, del primo 1,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid ad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni partiranno dal 16 dicembre. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ha confermato che il Friuli Venezia Giulia si sta organizzando in tal senso sotto la regia del Burlo Garofalo. Come annunciato dal vicepresidente Riccardi, l'intenzione è quella di attivare 3 punti di vaccinazione, uno per ogni azienda sanitaria. E soprattutto non si prenota quel 10% del personale del mondo della scuola che non vaccinato rischia la sospensione proprio dal 15 dicembre, numero che fanno temere per la regolare continuità dell'insegnamento nelle scuole regionali. Sentiamo. Sono circa 2000 i lavoratori del mondo della scuola, tra insegnanti e personale ATA, che non hanno ancora effettuato il vaccino. Una percentuale che si aggira sul 10% del totale regionale e che rischia di mettere in crisi il sistema a partire dal 15 dicembre, giorno di entrata in vigore dell'obbligatorietà del vaccino. In pratica cosa succede? Il dirigente ha nel proprio schermo di computer, datato dall'azienda sanitaria, vede le persone che sono vaccinate, per cui hanno il Super Green Pass, perché anche il doppio vaccino si ha il Super Green Pass, e le persone che entrano col Green Pass normale, cioè quelli col tampone. Da quella data il dirigente deve comunicare a quelle persone che hanno l'ingresso col tampone: guarda, caro professore o caro personale ATA, tu mi devi dire cosa vuoi fare, o ti fai il vaccino oppure non puoi entrare. La cosa che personalmente, ma anche come organizzazione, dà fastidio è questa, che la scuola è stata presa come esempio. Col 95% di persone vaccinate a livello nazionale, a parte che noi siamo convinti che il vaccino è importante, però perché prendere la scuola solo come esempio e non anche il nostro vicino, cioè l'università? Perché escluderla? Perché dire che la scuola, vedete cosa succede al personale della scuola se non si vaccina? Viene messo da parte. Perché dobbiamo essere l'esempio da seguire col 95%? Questo che erode e che non riusciamo a capire. La pandemia nel frattempo condiziona anche lo shopping natalizio, le abitudini di spesa infatti sono nettamente cambiate. A causa dell'emergenza sanitaria e delle sue conseguenze economiche i consumatori sono molto più cauti nelle spese, lo confermano anche i negozianti di Udine costretti a lanciare nuove proposte per attirare la clientela, il servizio a cura di Alexis Sabot. Ci troviamo in centro a Udine, lei è la titolare della profumeria. Come stanno andando gli acquisti per Natale? Ma io direi che insomma un po' di ripresa c'è dell'interesse. Noi come negozio abbiamo cercato di introdurre delle cose nuove che fossero accattivanti e che avessero un buon rapporto qualità-prezzo. Per adesso sono apprezzata, speriamo bene insomma che le cose proseguano. Siamo con Giorgio, il titolare di questo storico negozio in centro a Udine. Come stanno andando gli acquisti natalizi? Che sensazioni ha? Ho una sensazione di paura della gente che non voglia uscire di casa più che non voglia comprare. È una stranissima sensazione che noi non siamo abituati, perché in questo periodo siamo sempre abituati a vedere il negozio strapieno e un via vai così rallentato ci lascia abbastanza pensierosi di quello che può essere il futuro. In giro vedere vetrine anche per farsi un'idea sui regali? Sì, qualcosa ho fatto, qualcosa devo ancora pensare. Tecnologia, libri, cibo, che cos'è che comprerai? Penso libri. Qualche regalo l'hai già pensato, già fatto? Non ancora. No. Tu farai qualche regalo? No, io oggi pensavo di comprare solo qualcosa per me, poi i regali magari più avanti. E spenderai più o meno dell'anno scorso? Secondo me di più, alla fine. Però dai, è Natale, almeno una volta all'anno bisogna essere buoni, no? Fare un po' di regali. E ora andiamo ad Attimis, riapre dopo un lungo periodo di chiusura il Museo Archeologico Comunale, un'esposizione che conserva i reperti del maniero di Partistagno, ma anche delle altre rocche fortificate che si stagliavano tra Nimis e Cividale.
Il Museo Archeologico Comunale di Attimis riapre dopo un periodo di chiusura. Cosa conserva questo museo? Il museo conserva dei reperti archeologici provenienti dal sito archeologico di Partistagno, ma anche dai siti castellani limitrofi ai nostri. Ecco, quindi si tratta di Partistagno, ma anche del castello superiore e inferiore di Attimis. Sì, esattamente, Castello Superiore e Inferiore di Attimis, che sono castelli privati che sono stati lungamente scavati per appunto far venire alla luce dei reperti che ci consentissero di studiare la storia dei nostri castelli. Ecco, quello di Attimis è stato uno dei primi musei moderni, multimediali, dove si può guardare ma anche toccare e sperimentare quella che era la vita di un tempo ad Attimis. Adesso quali sono gli orari per le visite? Per le visite sono limitati per ora alla domenica mattina, dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. E con queste belle immagini concludiamo il nostro notiziario, noi ci vediamo questa sera puntuali alle ore 19, grazie, arrivederci.